Uno spontaneo comitato d'accoglienza composto dai giovani del comune di Santa Margherita d'Adige, il parroco e alcuni genitori hanno accolto il ritorno in paese di Jessica Rossi dopo la straordinaria impresa all'Olimpiade di Londra, che le ha fruttato non solo l'oro olimpico ma anche il record mondiale nel tiro a volo specialità fossa olimpica con 99 centri su 100. Jessica Rossi, ventenne emiliana, da dicembre dello scorso anno si è infatti trasferita nel paese della Bassa Padovana con il fidanzato Mauro De Filippis, anch'egli azzurro della fossa olimpica, per poter meglio prepararsi all'appuntamento olimpico presso il tiro al volo di Ponso. Ritornare a Santa Margherita è stata una bella emozione, anche perché è da poco che vivo qua e quindi ritrovare tutta questa gente che mi aspettava è stata veramente una bella cosa. Ho deciso di venire qua per stare il più tranquilla possibile nella struttura di Ponso e mi sono allenata veramente molto bene grazie alla bellissima struttura che è e molto simile a quello che avremmo trovato a Londra, insomma, quindi l'ambiente molto sereno ha contribuito anche a questa medaglia. Grande l'entusiasmo dei ragazzi presenti che hanno potuto stringere la mano alla loro compaesana, averne l'autografo, toccare con mano la medaglia olimpica e farsi immortalare in una memorabile foto ricordo. Io spero semplicemente di essere stato un esempio per tutti loro e di avergli regalato delle emozioni, insomma.